30 anni fa ha lasciato il suo paese d'origine, ovvero il Marocco, per trasferirsi definitivamente in Italia, per la precisione in quel di Bassano del Grappa. Da allora ha studiato alacremente e lavorato per diventare la prima donna marocchina sul territorio italiano che è riuscita a conseguire il titolo di avvocato e adesso ha anche un suo studio legale proprio nel bassanese. Lei è Kautar Badrane. Sono di origini marocchine, bassanese di adozione, sono qua a Bassano, in provincia di Vicenza, da oltre 30 anni e sono venuta a Bassano perché mio padre doveva andare a Bolzano per lavoro e dal sud Italia ha preso il treno e sbagliando è venuto a Bassano. Sin da piccolina, quando facevo le lunghe code in questura, sempre la stessa questura qui di Vicenza, che adesso tra l'altro ci lavoro, ho ottimi rapporti con le istituzioni e con le forze dell'ordine, ma ricordo che non riuscivo a capire come mai io dovevo fare le code alle 4 del mattino con le coperte, con i cuscini, e mi dicevo: ma io sono discriminata, mi sono discriminata dalla legge, non dalle persone ma dalla legge. E allora in me è sempre cresciuta questa voglia di conoscere quali sono i miei diritti. Così di fatto mi sono iscritta a giurisprudenza, tra l'altro a Trento, perché scienze giuridiche europee transazionali fanno molto diritto comparato, abbiamo studiato altre legislazioni oltre a quella italiana e ho scoperto, appunto facendo la tesi di laurea sul codice di famiglia del mio paese d'origine, che le donne sono molto più tutelate in Marocco di quanto loro, la nostra comunità marocchina, 600.000 marocchini che vivono qua, sappiano. In realtà loro non conoscono quali sono i loro diritti. Ho avviato una campagna di sensibilizzazione collaborando con associazioni, con enti di formazione e soprattutto parlando con le donne, soprattutto le donne straniere, spiegandogli che in realtà i loro diritti sono cambiati e quali sono questi nuovi diritti acquisiti. Purtroppo con anche la crisi economica io vedo le comunità straniere, in particolare parlo per la mia comunità marocchina, tante volte non conoscendo le donne i loro diritti e con i conflitti familiari, si trovano in certe situazioni che accettano determinate realtà che non dovrebbero assolutamente accettare, come ad esempio la violenza, come la violenza psicologica anche, ma non conoscendo realmente quali sono i loro diritti che hanno acquisito non solo nel loro paese d'origine ma anche nel paese dove vivono, si trovano in situazioni molto precarie e soprattutto le conseguenze sono i bambini, perché dobbiamo pensare sempre all'interesse superiore dei minori. Io penso che debba esserci una immigrazione meritocratica, quindi premiare chi va premiato, nel senso dare dei diritti a chi ne ha diritto, ovvero le persone che si comportano bene, che seguono che conoscono la lingua italiana, che seguono le leggi italiane e quindi hanno diritto assolutamente di avere anche la cittadinanza italiana, perché no? Invece dall'altra parte, ovvero quando ci sono persone che non si sono integrate, non parlano la lingua, non trovano lavoro o addirittura che delinquono, io sarei assolutamente per prendere dei provvedimenti, anche perché l'immigrazione è sempre in continuo aumento e bisogna prendere provvedimenti non solo in Italia ma anche in Europa per una pacifica convivenza.